Ancora problemi nel Tigullio occidentale a causa della pioggia, allagamenti nella notte a Rapallo, crollato un pino lungo la strada di San Michele di Pagana, a Portofino danni alla piazzetta e a Paraggi. Cede il muraglione a monte della ferrovia a Santa Margherita Ligure, fuori dai binari un treno che stava arrivando in stazione. Nessun ferito ma circolazione ferroviaria nel caos per tutta la mattina. Chiavari pronta ad utilizzare 11 milioni e mezzo di euro grazie allo sblocco del patto di stabilità. Questa sera la pratica in Consiglio Comunale sul fronte del piano urbanistico, le rassicurazioni del sindaco. Nell'ottavario dei defunti, una messa in ricordo di tutti gli atleti e panatleti scomparsi, sottolineati i valori educativi dello sport e soprattutto nell'aiutare i giovani a superare le proprie mancanze. Terza vittoria consecutiva per la Virtus Entella nella prima partita di recupero al Comunale di Chiavari, sconfitto l'Arzachena per 1-0, continua la scalata alla classifica di Serie C. Si scaldano i motori in vista del campionato di pallanuoto di Serie A2 maschile. Sabato e domenica Lavagna quadrangolare fra Bologna, Camogli, Torino e i padroni di casa del Lavagna 90. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. Ancora il maltempo in apertura nel nostro telegiornale. La pioggia ininterrotta della scorsa notte ha causato nuovi disagi nel Tigullio occidentale. Iniziamo da Rapallo, dove questa notte si è allagata via Mameli. I detriti accumulati durante la mareggiata non consentono il regolare deflusso delle acque. Sempre a Rapallo, a San Michele di Pagana, il crollo di un pino fa temere per la stabilità della strada. Facciamo il punto con il sindaco. Allagamenti diffusi in via Mameli nella notte a Rapallo. La pioggia ininterrotta non ha risparmiato il centro storico cittadino. Abbiamo dei negozianti che sono andati a bagno completi, questo perché non sono pulite assolutamente i 7 scarichi a mare che abbiamo, sono ostruiti di tutto il materiale di questa mareggiata, perché non abbiamo avuto neanche il tempo della ripresa per poter intervenire su queste problematiche. Quindi la lotta è contro il tempo e naturalmente anche economica, perché i danni sono tanti. Ripulire completamente la nostra città ci vorranno solamente 800.000 euro per quanto riguarda la pulizia dei torrenti e delle linee che trasportano le acque bianche, naturalmente, che certe volte purtroppo confluiscono anche nelle acque nere, quindi tantissime problematiche che sono al sottosuolo. A causare un ulteriore motivo di preoccupazione è il crollo di un pino a San Michele di Pagana, a pochi metri dal punto dove in occasione della mareggiata è crollata anche la passeggiata a mare. In corso le valutazioni da parte dei tecnici, perché ora si teme per la stabilità della strada. Stiamo facendo fare delle valutazioni tecniche dai nostri funzionari del comune e in serata naturalmente daremo una risposta precisa. Secondo una prima ricognizione sembra che sia ancora la situazione sotto controllo, però è giusto monitorare fino in fondo. Altro punto caldo, oggetto di una riunione tecnica in comune, quello della difesa della zona mare della città in caso di nuovi fenomeni meteo. Il lavoro che sta facendo il Porto Calorivo è un lavoro molto importante, continuo. Non hanno smesso, penso, una giornata, nonostante il tempo non ci abbia aiutato, ed è già ripartita la fase di messa in sicurezza. Mi risulta che la settimana prossima arriveranno dei primi massi, dei primi scogli che serviranno per fare una protezione provvisoria per quello che è la nostra città. Avremo un consiglio comunale richiesto, un consiglio straordinario richiesto dalla minoranza, dove verranno affrontato punto per punto tutte le richieste dei cittadini. Ciò non toglie che l'aspetto primario è quello del lavoro e naturalmente l'ambiente, dove noi ci stiamo occupando tantissimo in questo momento per dare delle risposte concrete. La pioggia non ha risparmiato anche Portofino. Le precipitazioni insistenti di questa notte hanno gonfiato il Rio Fondaco. Il livello del corso d'acqua è cresciuto tanto da sfondare la pavimentazione della celebre piazzetta. Un grosso buco, vediamo proprio le immagini, si è formato in piazza Martiri dell'Olivetta e in via Roma. L'area sulla calata è stata transennata, mentre nel vicolo che da Piazza della Libertà conduce fino al cuore di Portofino i militari sono alle prese con i lavori di sistemazione. Problemi anche all'interno del Palazzo Comunale, dove nell'ingresso gli impiegati si sono adoperati per asciugare il pavimento allagato.
E treni nel caos questa mattina fra Genova e il Levante Ligure a causa di due diversi problemi della linea ferroviaria. Attorno alle 5 di questa mattina a Santa Margherita Ligure, dopo le piogge insistenti, si è staccato un pezzo del muro di contenimento della strada che scorre accanto alla stazione. La frana è stata causata dall'infiltrazione dell'acqua nel muraglione e ha investito un treno regionale mentre stava arrivando da Genova, rimasto bloccato sui binari in direzione La Spezia. Il carrello del treno è scivolato fuori dai binari. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma da quel momento sulla linea fra Genova e Sestri Levante si sono verificati ritardi e cancellazioni. Invece a Genova, nella stazione ferroviaria di Principe, un mezzo tecnico appartenente ad una ditta esterna a Rete Ferroviaria Italiana è uscito dai binari. Anche in questo caso ha causato ritardi e cancellazione nei treni verso il capoluogo ligure. Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con 7 autobus. Nel corso della mattinata la circolazione ferroviaria è stata ripristinata, sebbene su un unico binario, per consentire i lavori di messa in sicurezza. L'assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino ha precisato che i disagi sono stati dovuti alle forti piogge e al maltempo degli ultimi giorni e non a problemi di natura tecnica. I ritardi si sono accumulati anche a causa dell'elevato numero di treni che circolano ogni giorno fra il capoluogo ligure e il Levante. E a Santa Margherita Ligure il sindaco ha seguito fin dalle prime ore del mattino la vicenda dello sviamento del treno avvenuta all'ingresso della stazione ferroviaria lato ponente a seguito di uno smottamento. Anche l'ufficio tecnico del comune si sta occupando dell'accaduto e sta effettuando gli accertamenti del caso. Ancora una volta il maltempo ha lasciato i segni sul nostro territorio già fortemente colpito, ha spiegato il sindaco Paolo Donadoni. Fortunatamente in questi giorni siamo intervenuti sulla rete delle acque bianche con una polizia approfondita e gli scarichi hanno funzionato. È un momento di fragilità complessiva del nostro territorio. Speriamo che il maltempo allenti la sua morsa. A Paraggi però ha colpito in seguito alle piogge, si è riversata una grande quantità di terra e fango proveniente da monte, invadendo l'area appena ripulita dai detriti della mareggiata. I primi a intervenire questa mattina sono stati i volontari di protezione civile del gruppo VAB, Gruppo Lupo. In tarda mattinata al sopralluogo del vice sindaco Emanuele Cozzi, appena è stato possibile, ha detto: siamo intervenuti con un mezzo meccanico per poter ripristinare l'area di Paraggi, investita da un vero e proprio fiume di fango e terra, convogliato probabilmente dalle proprietà prospicienti la strada. Ringrazio i volontari che sono intervenuti prontamente questa mattina, ma in generale tutto il personale comunale non che si è prodigato nei giorni scorsi nella pulizia delle condotte, delle acque bianche e dei tombini. E sempre a Santa Margherita Ligure questa mattina si è tenuto un incontro tra l'amministrazione comunale, l'Ascom e il CIV, considerando le positive condizioni generali di vivibilità della cittadina. Nonostante Santa Margherita sia stata segnata dalla mareggiata del 29 ottobre scorso, l'amministrazione ha confermato il calendario degli eventi natalizi in chiusura in questi giorni. A loro volta Ascom e CIV hanno manifestato la volontà di proseguire nell'organizzazione del Santa Claus Village. Le caratteristiche casette in legno ospitanti alcune realtà commerciali cittadine, essendo i giardini a mare non utilizzabili, saranno montate in via Gramsci e piazza Vittorio Veneto. Un'interrogazione finalizzata a sostegno dell'impianto di itticoltura di Lavagna, gravemente danneggiato dalla mareggiata del 29 e 30 ottobre scorsi, è stata presentata questa mattina dai consiglieri regionali Claudio Muzio e Andrea Costa. L'itticoltura di Lavagna, dichiarano i due, rappresenta una realtà produttiva molto importante per il Tigullio. Al momento della mareggiata l'azienda dava lavoro a circa 20 persone e si trovava al culmine di un percorso di sviluppo e incremento produttivo reso possibile anche grazie al sostegno economico messo in campo dall'Unione Europea. Gli eventi calamitosi di fine ottobre hanno colpito al cuore questa attività con un danno immediato valutabile in circa 4,5 milioni di euro, a cui vanno aggiunte le perdite che derivano dalla necessità di riavviare da zero l'allevamento ittico, che prevede un ciclo biologico superiore ai 18 mesi. Per questo i due consiglieri chiedono alla Regione di poter inserire e mettere in campo iniziative a sostegno dell'azienda lavagnese di attivarsi presso il governo affinché assuma provvedimenti finalizzati alla salvaguardare questa realtà produttiva così importante per il Tigullio.
La politica amministrativa adesso è convocato per questa sera alle 20:45 il Consiglio Comunale di Chiavari. 9 le pratiche iscritte all'ordine del giorno e 10 le interpellanze e gli ordini del giorno iscritti. Tra i punti la variazione al piano delle opere pubbliche che potranno partire a breve grazie allo sblocco di una disponibilità finanziaria di oltre 11,5 milioni di euro. Nel frattempo il dibattito è aperto anche sul fronte del PUC con l'attuale documento in vigore che andrà a scadere ai primi di dicembre. Sentiamo il sindaco. No all'edilizia residenziale incolmata e no all'edilizia residenziale nell'area del Torriglia. Questo è quello che avevamo promesso e questo è quello che manterremo. Rassicurazioni e puntualizzazioni da parte del sindaco di Capua sul futuro urbanistico della città di Chiavari. Ai primi giorni di dicembre infatti andrà in scadenza l'attuale PUC, elaborato e approvato dall'amministrazione Levaggi e modificato in alcune parti dall'attuale. Il nuovo documento sarà portato in consiglio, assicura il sindaco, entro dicembre. Nel frattempo però tornerà in vigore il precedente documento urbanistico. Il piano regolatore è approvato dall'allora sindaco Agostino. Passaggio questo che ha suscitato alcune perplessità a cui replica il sindaco. Tutte le preoccupazioni di una cementificazione sono prive di fondamento. Tutte le variazioni sono state approvate dalla maggioranza e concordate con gli uffici regionali. L'architetto Galdi, che ha provveduto alla stesura, ha anche portato tutte le nuove modifiche previste dalla normativa in tema di edilizia urbanistica, che ha fatto cambiare diverse terminologie ed è un lavoro che è stato completato. Nel frattempo questa sera il Consiglio Comunale è chiamato a votare tra i vari punti all'ordine del giorno una variazione al piano annuale e triennale delle opere pubbliche. Gli uffici sono riusciti a sbloccare risorse per oltre 11 milioni e mezzo di euro. Per essere utilizzati e non riportati nell'avanzo di amministrazione entro fine anno dovranno essere bandite le gare. Gli interventi previsti sono diversi, si va dal 1,4 milioni per l'adeguamento antisismico delle scuole Mazzini fino al restauro dell'edificio di Ponente attiguo a Palazzo Rocca, per i quali sono a disposizione 514.000 euro. Somme che si aggirano intorno a 500.000 euro saranno utilizzate per Piazzale del Buono, il centro polisportivo di via Gastaldi, per allestire gli uffici comunali di via privata Nostra Signora dell'Orto e per l'adeguamento del palazzetto dello sport di San Pier di Canne, che sarà dotato di impianto fotovoltaico a tetto. È importante anche ricordare un incremento dell'illuminazione pubblica LED per 800.000 euro che riguarderà una determinata zona della città, Corso Buenos Aires, Corso Italia e vie limitrofe. Sì al tesserino unico regionale per chi va per funghi nei boschi della Liguria, no all'obbligo di indossare la pettorina rinfrangente durante le escursioni. Notizia questa che andiamo a leggere sul nostro sito teleradiopace.com. E quanto hanno ribadito i rappresentanti dei fungaioli durante la seduta della Commissione Attività Produttive del Consiglio regionale Ligure. La riunione era stata convocata per esaminare le modifiche alla legge che disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi e hanno partecipato anche i rappresentanti dei consorzi liguri. Per quanto riguarda il tema della sicurezza, la richiesta che è stata avanzata è quella di modificare il calendario venatorio, vietando le battute di caccia al cinghiale la domenica. Voltiamo pagina. In questo tempo dell'ottavario dei defunti, il Panathlon Club Chiavari Tigullio ha riunito i propri soci per la celebrazione eucaristica in suffragio di tutti gli atleti e panatleti scomparsi. Un momento di ricordo voluto anche per sottolineare i valori che lo sport promuove anche attraverso testimoni del passato. La messa è stata presieduta da Don Andrea Buffoli nella Cappella Maggiore del Seminario di Chiavari. Vediamo. Una messa per ricordare gli atleti del Panathlon. Soprattutto panatleti, molti sono stati anche atleti e lo abbiamo fatto perché è un momento di raccoglimento. Sul campo si esercitano gioie, probabilmente anche a volte in eccesso. Questo è un momento veramente di raccoglimento che ci fa pensare che siamo umani. Abbiamo tanti amici che abbiamo ricordato questa sera. Abbiamo tanti amici che ci hanno lasciato, ma ricordo sempre, mi ha fatto piacere ricordare quello che diceva Sant'Agostino, che non ci hanno lasciati, sono presenti, sono invisibili e coprono con i loro occhi, con il loro entusiasmo le nostre lacrime. Lo sport aiuta ad educare. Lo sport educa nel momento in cui lo si fa, perché nello sport ci sono tante cose belle in gioco e mi pare che il Vangelo che abbiamo ascoltato insieme questa sera ci ha ricordato come ciascuno di noi nella vita deve mettere quel qualcosa in più che è solo suo
che non è di nessun altro e che aiuta a rendere quel momento unico. Così anche nello sport, possiamo essere bravi a praticare uno sport, ma quel qualcosa che metto io l'altro non può metterlo ed è un qualcosa di unico. E poi il Vangelo ci ricordava dell'importanza del sentirsi nel bisogno, dell'educare alla mancanza. Ecco, lo sport educa alla mancanza, perché una partita persa, un fallimento, un'espulsione anche a volte ingiusta, uno sbaglio che uno può fare, è una mancanza con la quale soprattutto i giovani devono fare i conti. Ecco, se lo sport educa a vivere, a superare e a riconoscere per nome le proprie mancanze, direi che lo sport ha già fatto un grande lavoro educativo di cui c'è un grande bisogno oggi. Dire Dio oggi all'interno delle sfide e delle sensibilità dell'uomo contemporaneo. È stato questo il tema del primo incontro del corso di aggiornamento per insegnanti di religione promosso dalla diocesi di Chiavari. A parlare la teologa Agnese Varsalona. Sentiamo l'intervista di Don Alberto Gastaldi. Quali sono le sfide nell'annunciare oggi Dio? Allora, le sfide sono tante e questa ricerca, anche come dire Dio, è una ricerca penso aperta, che non si conclude mai, e una sfida penso sia quella di mettersi in ascolto delle domande, delle esperienze, delle critiche, che aiutano anche noi come insegnanti ad andare più in profondità, a conoscere più profondamente chi è questo Dio di Gesù e a sfatare anche tante immagini distorte, no, che abbiamo di questo Dio, che appunto non è come tante volte ce lo immaginiamo anche noi cristiani. È un Dio capovolto che ci spiazza, che ci sorprende e che è liberante. A volte si ha l'impressione che parlare di Dio significhi parlare di un peso, di qualcosa che si aggiunge artificialmente alla vita, ma in realtà parlare di Dio significa parlare di colui che porta la vita, che alleggerisce la vita, che dà senso. Lei incontra in facoltà sia a Milano sia a Lugano tanti giovani. Ecco, come arrivano pensando a Dio e anche come escono alla fine dei corsi di teologia? Allora, i contesti sono diversi, a Lugano si tratta di una facoltà teologica, in Cattolica invece mi trovo a contatto con studenti provenienti da tutte le facoltà ed è molto stimolante, molto interessante. Non so precisamente cosa succede in tutti questi studenti, ma sicuramente posso dire che tanti arrivano con la curiosità di conoscere veramente che cosa significa credere nel Dio di Gesù diversi anche alla fine mi dicono ma non avrei mai pensato che la teologia potesse essere così anche interessante e così rilevante per la vita, non staccata dalla vita ma appunto la fede ha sempre una rilevanza sociopolitica, potremmo dire. La rubrica Noi Chiesa, in onda questa sera alle 21:10 su Telepace 1, canale 15, tratterà molti argomenti, tra cui l'ingresso di Don Beronio come parroco di Borzonasca e Levaggi, l'inaugurazione dei restauri al santuario di Nostra Signora dell'Olivo a Chiavari e la giornata per il dialogo cristiano-islamico tenutasi a Rapallo. Vediamo l'anticipazione di tutti questi argomenti nei titoli della puntata di questa sera. La Valle Sturla ha accolto con gioia Don Daniele Beronio, il nuovo parroco di Levaggi e Borzonasca. Inizia un cammino nuovo nella gratitudine per la strada percorsa in Fontana Buona. Sono stati rifatti il tetto, le facciate, l'impianto elettrico ed illuminazione del santuario di Nostra Signora dell'Olivo a Bacezza, la comunità in festa per la benedizione dei lavori. La chiusura della fase diocesana del processo di canonizzazione di Don Nando Negri, un'occasione per riscoprire la sua vita semplice e ricca di attenzione per i più piccoli. Monsignor Francesco Isetti ha concluso il mandato di cerimoniere vescovile. Da Monsignor Marchesani a Monsignor Tanasini, oltre 50 anni al fianco dei pastori della diocesi nel cammino di attuazione del Concilio Vaticano II. Sta per iniziare il percorso diocesano di formazione per i ministeri laicali. Primo incontro a Chiavari il 15 novembre. Seguiranno momenti specifici nei vari vicariati. Nel cuore salesiano della Val Fontana Buona sono ricominciate le attività dedicate a bambini e ragazzi sino al terzo anno delle superiori, numerose le proposte per i pomeriggi all'oratorio di Monleone. Si sono svolti a Rapallo gli appuntamenti della giornata per il dialogo cristiano-islamico. L'integrazione nasce dall'amicizia. La domanda su Dio unisce giovani di religioni differenti.
Veniamo alla cronaca. Un 32enne di Genova è stato arrestato dalla polizia perché è ritenuto responsabile di una rapina aggravata ai danni di un uomo di 80 anni. I fatti risalgono allo scorso mese di maggio. Mentre passeggiava in Corso Torino, l'anziano è stato aggredito alle spalle, gettato a terra e colpito più volte. Una volta immobilizzato, il rapinatore si è impossessato del suo portafoglio che conteneva 170 euro e altri documenti. Di qui sono scaturite le indagini condotte grazie alle immagini delle telecamere che hanno permesso di circoscrivere l'indagine attorno ad un pregiudicato di 32 anni. La successiva perquisizione nell'abitazione del giovane ha permesso agli agenti di trovare la maglietta che indossava proprio nel momento dell'aggressione. Rintracciato a Borgorati, il 32enne è stato accompagnato in carcere in esecuzione dell'ordinanza di arresto emessa dal Tribunale di Genova. Le segreterie dei sindacati autonomi di polizia hanno organizzato la manifestazione per denunciare le gravi carenze che assillano il Dipartimento di Genova. Mancano gli uomini, le divise e i mezzi. I poliziotti della stradale, già in difficoltà dopo la tragedia del Ponte Morandi, continuano a dover indossare divise rattoppate, oltre a dover pagare di tasca propria i distintivi di qualifica. Inoltre, l'impegno che questi garantiscono per le difficoltà del tratto autostradale genovese non sono state ad oggi assolutamente riconosciute. Questa la denuncia del sindacato. Apriamo adesso la pagina dello sport. La Virtus Entella batte 1-0 l'Arzachena nel primo recupero di Serie C, il giorno dopo la decisione del TAR del Lazio che ha respinto il ricorso dei chiavaresi sulla riammissione in Serie B. Ha deciso la partita un gol di Pellicer al 7° della ripresa. Si tratta della terza vittoria consecutiva per i biancocelesti che adesso giocheranno lunedì prossimo contro il Pontedera. Sentiamo il servizio di Nicola Pagliettini. Si torna in campo e l'Entella continua a vincere, non sbagliano un colpo i ragazzi di mister Boscaglia che nel recupero della seconda giornata di campionato del campionato di Serie C hanno vinto anche contro l'Arzachena. Dopo aver battuto il Pisa nell'ultima giornata, l'Entella si lascia alle spalle un periodo molto difficile nel quale hanno parlato più tribunali e sentenze piuttosto che calcio giocato e torna in campo con lo spirito giusto, vincendo una gara importante contro un avversario di categoria decisiva. La rete di Michele Pellicer al 56esimo, abile a risolvere a proprio favore una mischia e a segnare la rete del vantaggio, poi definitivo 1-0. Sono contento anche perché non mi era mai capitato di vincere la partita con il mio gol 1-0, quindi sono doppiamente felice, però al di là del mio gol l'importante è sfruttare anche le palline attive che proviamo molto spesso col mister, con Filippi il secondo, e in queste partite sarà molto importante sfruttare anche i calci piazzati, vedi le punizioni o i calci d'angoli, perché si possono portare a casa i 3 punti anche con un calcio piazzato. Nel finale l'Entella controlla senza patemi, sale a quota 9 punti, il cammino è naturalmente ancora molto lungo anche perché i biancocelesti dovranno recuperare tantissime partite, però sicuramente l'avvio è stato dei più promettenti con l'Entella che nelle gare ufficiali disputate finora non ha mai perso e scenderà in campo lunedì sera contro il Pontedera per continuare la striscia positiva. Dopo il gol abbiamo sbagliato tanti gol che sicuramente potevano farci soffrire meno e che ci insegnano che dobbiamo essere molto più cinici davanti alla porta, perché oggi è bastato un gol, ma è possibile, anche probabile, che per vincere le partite comunque non basta sempre un gol. E quando costruisci così tanto devi chiudere le partite. Martedì c'è stato un processo, le chiedo se negli occhi della squadra c'è quella rabbia giusta per potersi andare a riprendere quello che è stato negato. Negli occhi dei ragazzi c'è la rabbia giusta, dentro di noi c'è la rabbia giusta per fare un grande campionato, che è quello che vogliamo fare. Io credo che non si debba più pensare a quello che è stato, ma dobbiamo pensare a quello che sarà. E i biancocelesti porteranno l'ospedale Gaslini di Genova direttamente sul rettangolo di gioco. La maglia della Virtus Entella infatti porterà per l'intero campionato, e sarà la prima squadra a farlo nella storia del Gaslini, il logo dell'ospedale sulla manica sinistra della divisa, un segno distintivo che inorgoglisce entrambe le realtà, a suggello di una collaborazione che l'Entella considera un elemento portante della propria attività. La pallanuoto adesso, la Serie A1 femminile, domani la piscina del Poggiolino a Rapallo ospiterà la 4ª giornata del campionato di A1. Le gialloblu, padrone di casa, ospiteranno la neopromossa Velletri. Il fischio d'inizio alle 15. Una delle protagoniste attese del match è Silvia Avegno, tra le artefici dell'ottima vittoria in Olanda del 7 rosa nella prima fase dell'Europa Cup. L'auspicio, espresso dalla giocatrice alla vigilia, è che la squadra non prenda sotto gamba la partita arrivando al match con
con la testa scarica. Nella scorsa di campionato le rapallesi hanno incontrato il plebiscito, campioni d'Italia, dimostrando che il divario con le prime della classe è minimo. Ora però, spiega la giocatrice, bisogna lavorare sodo, soprattutto favorendo l'inserimento in squadra di molti nuovi innesti. E un prologo all'imminente campionato di Serie 2 si terrà questo fine settimana a Lavagna, con il torneo organizzato dalla società Lavagna 90 che vedrà protagoniste nella piscina del Parco Tigullio, oltre ai padroni di casa, 3 squadre di vertice, ossia Bologna, Camogli e Torino. Le partite inizieranno domani alle 15 e proseguiranno fino alle 20. Domenica le ultime 2 partite alle 13:30 Lavagna-Torino e alle 15 Camogli-Bologna. Vediamo. Amici di Telepace, siamo alla piscina di Lavagna. Tu hai voluto fortemente questo torneo con squadre che probabilmente molto ambiziose per la 2 che lotteranno per i playoff. Sicuramente è un torneo di altissimo livello perché ospitiamo il Bologna, ospitiamo il Torino e il Camogli, che sono sicuramente 3 squadre che nella 2 di quest'anno diranno cose importanti, perché sono squadre molto equipaggiate. È un allenamento per noi molto bello, molto stimolante, e la nostra squadra sicuramente quest'anno ha ancora di più, a differenza del mio primo anno allenatore che è stato lo scorso anno, è ancora più basata su una squadra giovane, su un gruppo molto, molto compatto, dei giovani composto per la maggior parte dai giovani che l'anno scorso con l'Under 20 sono arrivati quarti in Italia alle finali nazionali. Che è il piazzamento più importante della storia del Lavagna a livello giovanile, quindi sono veramente orgoglioso di poter schierare una squadra giovane di Lavagna, con qualche innesto ovviamente come sempre di qualche giocatore di esperienza e un rientro importante che è quello di Cimarosti dopo l'anno in A1 a Bogliasco, quindi è un bel torneo, molto bello. Ho visto che ormai siamo in vista dell'inizio della stagione dove contano i punti, prima il torneo e poi l'inizio del campionato 24 di novembre, com'è l'umore della squadra? Allora, innanzitutto abbiamo lavorato molto forte, il carico di lavoro è stato importante, l'umore lo vedo buono. Lo vedo buono anche se siamo consapevoli che sarà un campionato un po' diverso da quelli degli anni scorsi e dovremo metterci sicuramente qualcosa in più a livello caratteriale per sopperire a qualche mancanza, però proprio per questo il morale è alto. Cominciate subito con un torneo sabato e domenica con squadre senz'altro ambiziose per la Serie A2, ecco, come pensi che riuscirete a comportarvi? Come penso, ce la metteremo tutta sicuramente, poi quello che succederà succederà, l'importante è cercare di approfittarne perché sono partite importanti per l'inizio della stagione. E adesso nella nostra agenda altri appuntamenti per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per sabato 10 novembre. Torna a Chiavari il mercatino dell'antiquariato e gli artisti di strada. Dalle 9 alle 19 nel centro storico saranno allestite circa 180 bancarelle con oggetti antichi e di modernariato. Mauro Boccaccio presenta il racconto Frank Sinatra e mio figlio. Il volume, edito da Ferrari, sarà presentato alle 11 al Caffè de Fila di Chiavari con l'intervento di Roberto Pettinaroli, responsabile della redazione Levante del secolo XIX. Si inaugura l'oratorio invernale delle parrocchie di San Bartolomeo e di San Pietro a Rivatrigoso. Dalle 14:30 sul campo sportivo di San Bartolomeo della Ginestra Sestri Levante, ritrovo, preghiera e inizio dei laboratori. A conclusione merenda e lancio dei palloncini. Risveglio d'autunno a Villa Sottanis di Casarza Ligure, dalle 15 alle 17:30 appuntamento per gli over 65 dedicato al benessere degli occhi, educazione visiva. Prima giornata a Chiavari del Premio Nazionale di Esecuzione Musicale. Alle 15 all'Auditorium San Francesco inizieranno le audizioni con l'esecuzione di brani di Carl Maria von Weber e Robert Schumann. Alle 21 la semifinale. Alle 16 al Circolo Aclifanin di Chiavari si terrà un incontro con Ferdinando Fuda, medico chirurgo, che parlerà di medicina tradizionale cinese, l'agopuntura. Nell'ambito dei corsi dell'Accademia Culturale di Rapallo, dalle 16 a Villa Quairolo si terrà una lezione del progetto per la storia del cinema. Antonio Farina e Aurelio Canonici parleranno di Milos Forman e Amadeus. Il museo che non c'è è la proposta per bambini dai 7 agli 11 anni inserita nel calendario degli eventi del Museo dell'Accademia Ligustica delle Belle Arti di Genova. Un pomeriggio di divertimento dalle 16 alle 18 in Largo Pertini 4.
Alle 21 all'Oratorio di Sant'Erasmo a Sori, concerto lirico straordinario con brani operistici e pianistici, musiche tra gli altri di Puccini, Mozart, Bellini, Verdi, Mascagni. Al Teatro Comunale di Cicagna arriva Enzo Paci con Come fai, fai bene, l'ultimo spettacolo del comico genovese che si avvale della collaborazione della cantante jazz Romino Guzzoni, nonché della moglie. L'appuntamento alle 21. E con l'agenda di Telepace si conclude questa edizione di Tigulli Oggi. L'informazione torna domani 12:45 con la prima edizione di Tigulli Oggi. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.